Esattamente, basta rivolgersi al numero verde e poi seguire tutta la procedura, aiuteranno quindi a capire come andare avanti con il piano, e una volta che il piano di intervento è pronto poi ci sarà anche l'autorizzazione dell'ASL, quindi la procedura non è cambiata e come ufficio ambiente e settore ambiente siamo a disposizione se c'è qualche necessità. L'assessore all'ambiente del comune di Padova, Chiara Gallani, risponde al nostro telespettatore residente a Pontevigo d'Arzere che nei giorni scorsi aveva chiamato la nostra redazione perché non riusciva a smaltire una piccola quantità di amianto trovata mentre sistemava il suo ricovero attrezzi nel giardino della sua abitazione. Era costantemente rimbalzato tra ACE Gas APS, che gli aveva detto che la procedura era stata cambiata e per ricevere il kit per lo smaltimento doveva contattare l'USL, ma l'assessore Gallani conferma invece che la procedura non è cambiata, bisogna rivolgersi ad ACE Gas APS attraverso il numero verde 823 73 13. In caso di problemi l'ufficio ambiente del comune può essere contattato anche via email.